Eder, Mac, Pallister. È una vicenda che non smette di arricchirsi di ombre e dettagli inquietanti, quella della morte di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e ritrovata senza vita 22 giorni dopo l'inizio dell'anno nuovo. Ora, a 3 anni dalla tragedia, spunta un nuovo tassello che potrebbe riscrivere completamente l'impianto delle indagini. 5 hard disk contenenti materiale fotografico e video nascosti per anni dal marito Sebastiano Visintin. All'interno di questi supporti informatici sarebbe custodita una cartella dal nome evocativo, Modigliani. Un nome d'arte quasi a voler celare con un tocco poetico ciò che di poetico non ha nulla. Dentro quella cartella immagini che ritraggono Liliana in compagnia di Claudio Sterpin, l'amico 86enne che con lei condivideva la passione per la corsa, ma che secondo alcuni avrebbe condiviso molto di più. L'uomo sarà ascoltato dagli inquirenti in un incidente probatorio già fissato per il 23 giugno, un momento cruciale per cristallizzare la sua testimonianza e metterla nero su bianco in vista di un possibile processo. Secondo quanto trapelato e reso noto dalla trasmissione Quarto Grado, le immagini nascoste da Visintin avrebbero un potenziale dirompente, perché lascerebbero intravedere un legame profondo e di lunga data tra Liliana e Sterpin. Si parla di fotografie risalenti addirittura al 2003, scattate durante una manifestazione sportiva organizzata dal Marathon, l'associazione podistica presieduta dallo stesso Sterpin e alla quale la donna era molto affezionata. C'è anche una fotografia più recente, datata 1 gennaio 2013, che mostra l'uomo pronto a tuffarsi nel mare gelido di Barcola, nel tradizionale bagno di Capodanno. Un'istantanea apparentemente innocua, se non fosse che a scattarla, con ogni probabilità, è stato proprio Sebastiano Visintin. Un'ipotesi che apre scenari complessi e ambigui. Era solo un caso, frutto della passione di Visintin per la fotografia, oppure l'uomo da anni sorvegliava Sterpin, consapevole della vicinanza con la moglie. Ed è dunque possibile che la gelosia covata e repressa sia poi sfociata in qualcosa di ben più oscuro. A rendere tutto ancora più denso di interrogativi, il fatto che Visintin, poco dopo la scomparsa di Liliana, abbia affidato quei 5 hard disk a un amico, chiedendogli di custodirli con discrezione. Secondo il racconto di quest'ultimo, l'uomo avrebbe detto: «Contengono foto personali e non voglio che finiscano in giro». Una frase che, letta oggi alla luce delle indagini in corso, suona come un'ammissione mascherata. Perché nascondere del materiale fotografico subito dopo la scomparsa della moglie? Perché chiedere a un amico di farlo sparire dalla propria disponibilità? Forse sapeva già che quelle immagini avrebbero potuto compromettere la sua posizione? Forse temeva che le foto potessero svelare non solo una relazione extraconiugale, ma anche un movente. Di certo c'è che Visintin ha sempre negato di conoscere Sterpin e anzi ha affermato pubblicamente di non aver mai saputo nulla della sua esistenza. Una posizione che oggi si scontra frontalmente con il contenuto degli hard disk. Sterpin, dal canto suo, non ha mai nascosto di aver avuto un rapporto profondo con Liliana. L'ha definita una persona speciale, una presenza costante nella sua vita, tanto da raccontare che si vedevano ogni martedì, inizialmente per un gesto di cortesia. Lei gli stirava le camicie e poi forse per molto di più. Secondo il suo racconto, proprio nei giorni successivi alla scomparsa, i due avrebbero dovuto iniziare una nuova vita insieme. Avrebbero fatto il grande passo, andando a convivere. Una versione che stride con quella fornita dal marito e che adesso, con il ritrovamento di quelle immagini, acquisisce tutt'altra forza. Ma la parte più disturbante della storia resta il ritrovamento del corpo. Liliana Resinovic fu trovata morta il 5 gennaio 2022, a poca distanza dalla sua abitazione. Era chiusa in 2 sacchi neri, con la testa avvolta in buste di plastica. Un dettaglio agghiacciante che inizialmente aveva indirizzato le indagini verso l'ipotesi del suicidio, complici anche alcune valutazioni medico-legali che sembravano supportare questa tesi. Tuttavia la famiglia della donna non ha mai creduto a quella ricostruzione. Ha chiesto e ottenuto una seconda consulenza che ha ribaltato completamente il quadro, parlando di elementi incompatibili con una morte autoinflitta e aprendo le porte alla pista dell'omicidio volontario. È stato proprio questo nuovo accertamento peritale a spingere la Procura di Trieste a riaprire l'indagine, con un solo nome iscritto nel registro degli indagati, quello di Sebastiano Visintin.
Oggi, a distanza di anni e a pochi giorni dall'incidente probatorio, l'inchiesta si carica di nuovi elementi. Quella cartella dal titolo artistico Modigliani è come un vaso di Pandora digitale. Appena scostato il coperchio lascia uscire sospetti, emozioni congelate, bugie taciute, connessioni negate. In quella cartella non ci sono solo file informatici. C'è il cuore di una storia intricata che parla di controllo, di amore forse finito, di verità nascoste e che adesso potrebbe esplodere in un'aula di tribunale. Mentre gli inquirenti continuano a passare al setaccio il contenuto dei dispositivi informatici sequestrati, emergono nuovi particolari che sembrano confermare quanto finora solo ipotizzato. Almeno uno dei 5 hard disk consegnati da Sebastiano Visintin custodiva 2 cartelle fotografiche intitolate Bella Vita e Modigliani. Non si tratta di semplici nomi di fantasia, ma di veri e propri archivi visivi, contenenti immagini della moglie Liliana Resinovic insieme a Claudio Sterpin. In alcune di esse l'uomo appare addirittura da solo, immortalato in contesti quotidiani o durante eventi sportivi. Il contenuto di queste cartelle, ora nelle mani della procura, diventa centrale nell'inchiesta sulla morte di Liliana, proprio perché sembrerebbe smentire con forza quanto affermato da Visintin sin dall'inizio. L'uomo aveva sostenuto di conoscere Sterpin solo di vista e di ignorare completamente qualsiasi legame tra lui e la moglie. Eppure, la presenza organizzata di quelle immagini, molte delle quali risalenti a circa 20 anni fa, sembra raccontare un'altra verità. Gli scatti sarebbero stati realizzati durante una manifestazione sportiva promossa dall'associazione Marathon, presieduta dallo stesso Sterpin, che da anni frequentava Liliana per la comune passione per la corsa. In particolare, tra le immagini contenute nella cartella Modigliani ci sarebbe anche una fotografia che ritrae Sterpin durante il tuffo di Capodanno a Barcola, un momento tipico della tradizione triestina. Nulla di eclatante all'apparenza, ma sufficiente a far supporre che Visintin conservasse da tempo materiale fotografico legato al presunto rivale, indipendentemente dalla presenza della moglie negli scatti. Secondo quanto riferito a fanpage.it dall'avvocato di Sterpin, Giuseppe Squitieri, questo aspetto confermerebbe che il marito era perfettamente al corrente della frequentazione tra i due. Squitieri ha spiegato che le 2 cartelle fotografiche, anche se ancora non ufficialmente depositate agli atti, conterrebbero prove evidenti dell'esistenza di una relazione che Visintin avrebbe sempre negato. Lui aveva sempre dichiarato di non sapere niente della storia tra il mio assistito e Lilly, ha detto il legale, ma queste foto dimostrano il contrario. Le indagini sui dispositivi sono ancora in corso, ma ciò che è emerso fino ad ora rafforza quanto Sterpin ha sempre sostenuto, che Visintin sapesse benissimo della relazione e che quella conoscenza fosse ben più concreta di una semplice impressione. Sterpin stesso, secondo quanto riportato dal suo legale, non si sarebbe affatto sorpreso di fronte a queste rivelazioni. La sua posizione è sempre stata ferma. Non solo Liliana lo frequentava da tempo, ma i due stavano per intraprendere una nuova vita insieme. Il 23 giugno l'uomo sarà ascoltato in sede di incidente probatorio per rispondere su quanto accadde il giorno della scomparsa della donna, il 14 dicembre 2021, e sui loro ultimi contatti. La sua versione, già rilasciata agli investigatori, potrebbe ora essere rafforzata da quegli elementi fotografici che, se confermati, getterebbero un'ombra definitiva sulla ricostruzione fornita da Visintin. Un nuovo sviluppo scuote l'inchiesta sull'omicidio di Stefania Camboni, la donna uccisa nella sua villetta a Fregene nella notte tra il 14 e il 15 maggio. Oltre alla nuora Giada Crescenzi, già arrestata e indagata per omicidio volontario aggravato e abuso di ospitalità, ora anche il figlio della vittima, Francesco Violoni, è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati. La Procura di Civitavecchia ha ritenuto necessario approfondire il suo ruolo alla luce del ritrovamento di alcuni oggetti chiave: un coltello da cucina compatibile con le ferite inferte, una maglietta insanguinata e il cellulare di Stefania, rinvenuti in un terreno nelle vicinanze dell'abitazione della donna, circa 40 giorni dopo il delitto. Secondo quanto riferito dal legale della famiglia Camboni, l'avvocato Massimiliano Gabrielli, l'iscrizione di Francesco Violoni è da considerarsi un atto dovuto, necessario per poter procedere agli accertamenti tecnici irripetibili. L'uomo è stato infatti sottoposto a prelievi di DNA e impronte digitali
che verranno confrontati con i reperti ritrovati. La sua posizione non è al momento centrale, ma gli inquirenti vogliono escludere ogni possibile collegamento diretto o indiretto nel delitto. Si tratta di una prassi cautelativa, utile a chiarire eventuali contatti tra il figlio della vittima e gli oggetti ritrovati. Il materiale repertato nel terreno rappresenta, secondo gli investigatori, una svolta di eccezionale rilevanza. Il coltello è compatibile con le oltre 20 coltellate inflitte alla vittima. La maglietta insanguinata e il cellulare della donna erano spariti nel nulla dal momento del delitto e la loro ricomparsa ha permesso di riaprire l'attenzione su dinamiche ancora tutte da chiarire. Le immagini di questi reperti sono state diffuse su autorizzazione della procura, proprio per sottolinearne l'importanza probatoria. È evidente che chi ha occultato questi oggetti conosceva bene l'ambiente e i dettagli del delitto. Nel frattempo sono stati fissati nuovi accertamenti tecnici. Il 23 giugno è prevista un'ispezione accurata della villetta di Fregene, alla presenza dei consulenti nominati dalla famiglia Camboni, tra cui figura anche l'ex comandante del RIS, il generale Luciano Garofano. Il giorno successivo, il 24 giugno, verranno eseguite le analisi su DNA e impronte, sia sugli oggetti ritrovati nel terreno che sulle superfici della casa. L'obiettivo è verificare eventuali corrispondenze biologiche o impronte compatibili con i soggetti coinvolti nell'indagine. La principale indagata resta Giada Crescenzi, trentenne, nuora della vittima. Secondo l'accusa, la giovane donna avrebbe ucciso Stefania Camboni con violenza inaudita nella casa in cui abitava con lei, approfittando del rapporto di convivenza. Il movente, ancora da definire con precisione, ruoterebbe attorno a tensioni familiari, forse economiche, e ad attriti mai sanati. L'arresto della giovane era arrivato a poche ore dal ritrovamento del cadavere, sulla base di elementi che ora si arricchiscono dai nuovi riscontri emersi dagli accertamenti tecnici. La vicenda si complica dunque con l'aggiunta del figlio della vittima nel registro degli indagati, anche se la sua posizione al momento appare marginale. Saranno le analisi biologiche e l'esito degli accertamenti dei prossimi giorni a stabilire se il suo coinvolgimento sia solo formale o se esistano elementi più concreti a suo carico. In un contesto familiare carico di tensioni, la procura continua a scavare nel passato e nei dettagli di una sera che ha cambiato per sempre il volto di una famiglia. È finita con il sangue l'ennesima faida maturata tra le strade di Avola, nel Siracusano, dove la polizia ha fermato 2 uomini, padre e figlio, rispettivamente di 57 e 26 anni, accusati dell'omicidio di Paolo Zuppardo, 48 anni, già noto alle forze dell'ordine per vicende legate alla criminalità organizzata. Il delitto è avvenuto al culmine di un agguato culminato con colpi di pistola e una colluttazione violenta che ha causato ferite gravissime alla vittima, deceduta poco dopo il ricovero all'ospedale di Avola. Secondo quanto reso noto dalla questura di Siracusa, i 2 indagati si sono presentati spontaneamente al commissariato di Avola poche ore dopo il fatto, ammettendo di aver aggredito fisicamente la vittima. Gli inquirenti, dopo un primo interrogatorio, hanno disposto il loro trasferimento nel carcere di Siracusa, dove restano in custodia con le accuse di omicidio volontario, porto e detenzione illegale di arma da fuoco. L'arma utilizzata durante l'aggressione, una pistola clandestina, è stata individuata e sequestrata dalla polizia, elemento che aggrava ulteriormente il quadro accusatorio nei loro confronti. Dalle prime ricostruzioni investigative emerge un contesto segnato da rancori e tensioni personali che si sarebbero accumulati negli ultimi 2 mesi. Le motivazioni del gesto, secondo la versione preliminare raccolta dagli investigatori, sarebbero da ricondurre a vecchi dissapori e litigi tra le parti, un'escalation di astio personale culminata nella tragedia. Il confronto letale è iniziato nel cuore del paese. I 2 avrebbero incrociato casualmente Zuppardo per strada, dando il via a un inseguimento a bordo delle rispettive automobili. La scena si è trasformata rapidamente in una caccia urbana tra le vie di Avola, fino a quando l'auto della vittima è stata speronata. A quel punto, secondo quanto riferito dalla questura, i 3 uomini sono scesi dai veicoli e hanno dato vita a una colluttazione estremamente violenta. Sarebbe stato uno dei 2 indagati a sferrare i colpi decisivi, utilizzando anche il calcio della pistola, risultata poi detenuta illegalmente, per colpire Zuppardo alla testa.
Il 48enne è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, dove però è spirato in nottata a causa delle gravissime lesioni riportate. A gettare luce sul profilo della vittima è stato il giornalista Paolo Borrometi, che in un intervento ha ricordato come Zuppardo non fosse affatto un volto nuovo nell'ambito delle cronache giudiziarie. Era già stato condannato per minacce di morte nei miei confronti, ha dichiarato Borrometi, e si trovava imputato in un altro processo, aperto in seguito ad alcuni articoli che denunciavano le sue attività criminali. Parole dure, che non lasciano spazio a zone grigie. Borrometi ha poi evidenziato il rischio di sottovalutare il radicamento delle mafie nei territori. Il problema, ha aggiunto, è il senso di impunità che molti di loro continuano ad avere. Un fenomeno sociale gravissimo che va denunciato apertamente. No, le mafie non sono state sconfitte. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo senza aspettare il prossimo omicidio. Perché chi delinque, come dimostra la fine di Zuppardo, finisce sempre male. E questo messaggio va trasmesso soprattutto ai più giovani. Intanto le indagini proseguono serrate. La squadra mobile di Siracusa e il commissariato di Avola stanno cercando di ricostruire nel dettaglio le dinamiche dell'aggressione e di accertare se dietro l'agguato si celino ulteriori motivi, magari legati ad affari illeciti, contesti familiari o regolamenti di conti. Gli investigatori non escludono che quanto accaduto possa inserirsi in un più ampio contesto di tensioni e rivalità all'interno dell'ambiente criminale locale. L'omicidio di Paolo Zuppardo, insomma, sembra non essere il frutto di un raptus improvviso, ma l'epilogo tragico di una vicenda torbida e annunciata, in una terra dove troppo spesso la violenza si sostituisce alla giustizia e dove le pistole continuano a parlare prima della legge. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.